Un momento, amica. Sentite poi. Guarda quello dotto lì che ti va a cadere! Separatamente sentito che tra il rimescio e l'altro, tra il gioco e l'altro, tra la forza e l'altro, così abbastanza quando proprio non ti sei cosa fare di scusare, via. Hai capito benissimo. E gli amici? Beh, gli amici rimarranno sempre amici. Anche domani? Ma che ne so, non si devono ancora conoscere. Senti che lei lo questo motivo, sì. Fammelo sentire. Non è tanto bello, questo è da conservare. Perché in un frigorifero, perché? No. Ecco, c'è una musica invernale. Carica. Sentite un po', perché stiamo parlando di cose poi ci c'è. Poi ci c'è. Mi ha detto così, allora che ti sposi con tanto così. Con chi ti sposi? Con un uomo. Quei tempi che furono ma prima sapere un po' non so, qualcosa un po' più concreto. Ad esempio, lo so, perché colore è, visto che ti scegli da loro? Ma sei diventato anche razzista adesso? Però non razzista, non ho mica domandato per sapere se papà andava a fare la pezzeria, Mi te lo domando perché sapere come Ugo già stemma, come Ugo prega, è parecchio importante, per sapere la pioggia in questa casa. Guarda, per ora posso soltanto dirti che ha due occhi verdi che sono una bomba. Siete qui o una bomba per Oh no, non ti puoi far perdere il tempo, io devo andare con le tue battute. La due occhi verdi che sono una bomba per non abbia tanti amici che ho. Sono cose che non puoi più capire. No, sono cose che non posso più fare, porretto e capisce pure. Ecco, questa amica che mi fa che cosa. Questa amica che mi fa che vota troppo le donne, che tanto le mie che mai si farò. Ma come va? Andiamo a vedere, alle via. Anche se giove. Con le quattro case sempre che prendo. Allora. Ehi, quell'uomo! Io devo fare un dall'uomo. Parla con viva la Grisetta! Sì, proprio con lei. Potrebbe fissarlo un po' meglio quella roba? Sapete, forse per i miei bancheretti. Prenderebbe sempre la doccia. Devo che tagli che mia figlia non perdo, Sarei quasi curiosa di vedere se è vero. Guardi, non mi stia a sementare nessuno perché io sono capace di venire per farmi vedere che io la stessa non la perdo, Ne ho tanta paura che io le lascio anche la porta aperta. Ma sì? Ti sparo anche in meno per fare la caraffa che arrivo subito io, per passare via. Guarda come sono uscito. E questo non riesce anche a darmene o? Magari non posso, perché se le saputo piccare invece normale. Figurati tu sei imbriaco come te. Oh, imbriaco mia, e che l'ho detto? Mio, dico mia. Ma parlo l'oracolo, ma la stima passata che mi ha da fare qualcosa di vecchio che mi cade qui, per tante case che ci vede dopo con la festa ma se va Fermi te, stammi bene a sentire, rispondimi. Che ora stai con l'imbriaco che pensi io a preparare la borsa domani? Hai lo piega? Tia, te stai tu tia. No, avessi caducciato su qualche poi da pesca. Fermi te, stammi bene a sentire. Da ora in avanti, in su ben impegnativi, ti attacchi un bello biglietto, non c'è scritto, quello che ti hai messo dentro, capito? È possibile, è possibile, perché lì questa casa sono con l'ukulele, sei gli altri che scrivevi, sei troppo, e poi spiega un attimo, a cosa ti serve di gesto di stima? Dammi, te leggo spiegazioni, amico, cosa che è andato, sulla porta, e
devi me questo Dio davanti, che la dentale, la mia. Ma dico, allora, per questo avevo questa sera, cosa ti va da me? Lì uscite. Fate capire come si vive in stabilimento senza mensa. Dopo metti in brodo, pigio pignati e lo metto dentro dei corsi speciali a Bagno Maria che tengono caldo la roba in tagabetta. Ti comincia a capire? Qui adesso. E per fartela capire anche un meglio, ti consiglio di fare quello che tu come onestamente. Mangiate una bella insalata di tomate e bugia per 3 ore. Un piatto di gorgonzola spantegato un papel tutto. Ciao, sir. Che non è un finire, sai? Poi per far vedere via. Secondo te, questi due affari qui sono fursini a coltello? Ecco dove sta cacciando di scatto! Ecco dove cercavo! Ecco, ma che male che ora serve. Oggi che di no, senti, io dalla lì così, questo, insomma, quello che entra, se via così, sentia e taccate, bello da capire. E come? Ma non quello che ti volevo spiegarmi. E cosa da capire allora? Che un tuo parente più prossimo ha se c'ha l'arteriosclerosi. Eppure è tanto semplice. Arteriosclerosi. Preparami una spremia, ci costo. Che domanda? No, dopo sta mezzo le comande basta. Ma cosa ti prepara visto che chi è Saturino, vedi? Fammi 2 tianie e qualcosa da bere che non sia geniagara. Va bene. Tianino è su. No. Basta che... Ti deve appiggiare pensione anche, vero? Un segreto. In questa casa nessuno sa i piedi di altri. Nessuno. Ma che tu non fai feste sapeva anche il bello modo di vivere. Ma quando si tratta di me, nessuno. Familiari di tutto il mondo, unitevi, che non mi paga. Carmi, che ti è stata così per una domanda. Tu pensa. Per l'altra, per quella che sta arrivando ora. Dimmi. Volevo domandare solo se sa che ti viene giù, ti mi paghi l'assicurazione la macchina, mi scatta. Ho la domanda da passo mio. Devo pagartela all'andata o ritorno? Ma non dimmi che non ti vai a capire, A 13? Ma sei venuto sei nato, Avevo come da cacciare. E sei adesso che ti cangi in modo di quelli pochi che ti guagli, metalmeccanico. E non è quella industria lì, fabbrica puffi che ti fa gli automobili. Ma la macchina non va là come se fosse io di famiglia. Che il figlio a carico non avete diritto agli assegni familiari. È in questa casa che non ti aveva mica. Dai via, sono brutte. Capita che questo dobbiamo stare appena asciutto da adegare Mi ha un po' che deve essere anche cos'è da qualche parte. Se servono anche quelli, Non mica mangiare quella. Comunque questo casino che dentro sta casa mi ha un po' che sei anni dentro. Quando le quasi non riesci da un po'. Tu che davanti? Combinazione. Vabbè, ma Adesso se vedi va a io non parlo con te. Che è un'altra cucina, poi che tu Grazie, troppo gentile, grazie. No. A volte che ti scrivi anche un No, come vicino a fin di marzo. sta volta che va bene. Tanto mi avvicino a più di darvi. Ma volevo solo domandare quando voglio parlare con qualche giù di famiglia. Ecco lì che manco c'è da famiglia su. Sono diventato non alla pari, sono diventato. No, volevo solo sapere quando vorrei parlare con uno di quelli due che ogni tanto per caso dormono insieme. Sì, così, allora aspettate. No, andiamo un attimo. Allora, il primo, poi il secondo, poi ti passi che te il terzo. Per poi invece
Il secondo, vai da primo, vai a vedere il terzo maledetto devi andare a vedere. Se poi via, a sedere. Così, Croce, fai un po' da cosa, fate dare una mattinata a testa, ti vuoi pronto soccorso per darti per questa giornata di fare anche a te. Bene? Ti ciampi in autobus senza bicetta e ti vedi anche che ti levassi, tutti e tre. Non mi dica, Marco, che scrivo solo il tuo biglietto. Anzi, se ti codici, risparmio da scrivere. Vai, se ti fida il nonno alla fare. Solo fiame. Ma se te lo primo da famiglia sapendo, anche dopo di snato, parlo con i civili, te mega galante. Oh mamma. Anche chi ti fa cacciare in quell'occasione lì. Ma senza te che tra l'amica e l'altra fa un che va. Ma ti sa che te sei il metalmeccanico di impresa d'appalto. Ma neanche se vuoi un bene. E a ti per darsi, ma ti alleno da seguire. Le da bigliacchi, posate con quello che ti fece ti è. Ma non sono i bigliacchi. Governo vede la vista secca e le ama di toccare roba che non punta. E allora vedo bigliacco ti faccio apertura là. Signore, perdona loro perché non sanno ciò che si fa. Un momento, ti sposi. Ti sposi. Quindi una donna. Ma non, perché passa con cervello? Niente, là così solo per informarmi perché quei tempi che cura bisogna essere una donna che ha due cose qui, ma qui. Con tutto il resto se posto verificò e garantio. Ah, che dici? Con 10 tardi. che sei la bomba! Si metteva in arsenale verde. Via, state attenta alle donne che quando parlano con gli occhi, anche quelle che galano in piccolo. Perché del solito la donna quando parla con gli occhi, con un occhio affascina e con l'altro frega. Ma lì, non è come altre. Oh, non è come altro. Mai sentito. Me facci a Milo cantare ai miei tempi. Ma non è come altro. Se non è come altro non le manca una donna. Ah, le donne come? È anche famosa. Campionessa di basket. Campionessa di cose? Di basket. Pallacanestro! È quelle che quando eri in mianda in canuteo cacciava le palle tra i tuoi sertini. Precisamente, seguito. Nella testa. E se Eva un po' di vive cacciarsi queste due erbe e almeno un mese di quella roba con quello sta nel te. E a tal sentire, dico a poi mamma che è fra via. E ti prego che ne deve mi vanno a continuare a attendere perché può darsi che la stessa poi non so i Ma cosa ti stai buttando? ma dite che te ne capisci da solo! Soiama che credo poco. Vabbè, ma che capisci? Abbiamo trasmesso il primo atto della commedia e gioia della famiglia. Ma nonno, Cosa che è? non è per sapere per te, Ma cosa che fa sta radio tu prego? Ah, quella? Ah, non è mica la radio! Ma non è una bottiglia di vino, No, i pendole e il maio senza braghe che non mi sono libretti. Il toro, nebbia. Se ricordo bene, l'ultima volta che ho visto mio marito in pigiama, dava ancora i biglietti d'andata e ritorno per 50 lire. E no. E no, cosa combina stamattina? Dorme ancora? Oh, impossibile. Vuoi vedere che perché nessuno l'ha chiamato si è dimenticato di uscire dal bagno? Nonno! 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 E cosa succede? Di solito risponde alla terra. Qui non c'è. E così a naso non c'è nemmeno stato. Non sarà mica venuto fuori.
casomai proprio oggi ne sono in festa io. No, no. Non c'è. E nemmeno su di me. Vuoi vedere che è scappato di casa? È proprio ora che ci sono tutte le bollette da pagare. Ma allora nemmeno più dei vecchi di oggi possiamo fidarci. Già, con tutte quelle pillole che prende. Ma andarsene così, senza dire niente a nessuno. No. Nino? Non c'è. Lena! Lena? Non c'è nemmeno lei. E ora? Eccomi qui, soli e abbandonata. Io le ferro da stiro. E adesso che cucina? Oh, avessi almeno lasciato un biglietto. Oh, c'è! Oh, si è messo a scrivere anche lui! Ho quasi paura a leggerlo. È meglio che mi sieda. Camerge, anche è strano rimesso il cartello in movimento turni, sei in festa CGT, e come? Più di 2 in festa. E allora chi sono che attraversa? Infatti, per figlio, un mino, vuole trasferta per 3 giorni. E tua figlia, Alena, alesce a linea Roma, New York, Londra, andata e ritorno. Sai quindi anche finalmente solo, proprio come 25 anni fa, quando sei entrata in quella chiesa, 25 anni fa, giusti proprio anche. E allora, per fare festeggiare questo avvenimento, ho pensato di accattare 2 bottiglie di quello che fa spuma, per pagare che me la panzotta, vabbè, pagò la bolletta da luce, noi amici vari. E allora una me l'ho messa lì, prego. L'altra vado a vedere tutto su, cioè già di vedere. Tutto su, va bene. Però con te, perché almeno una volta me lascio finalmente solo. Brava mamma! E così ha trovato anche il modo di farmi piangere. Ma piango anche di rabbia. E ce l'ho con me che mi sono ridotta a dimenticarmi le mie nozze d'argento. Solo lui se ne è ricordato. 25 anni di matrimonio, 2 figli, che di loro riconosco appena la calligrafia, un marito. So che lavora all'MT perché qualche volta mi capita di salire sul suo auto. E anche perché sono 25 anni che stiro camicie da tranviere. Ma sono anche 28 anni che stiro cappe da infermiera. No, basta. Da oggi l'infermiera non esiste più. Cambio mestiere e mi metto a fare la moglie. E se fare la moglie è ancora poco per trovarsi a letto un pigiama con un marito dentro, mi metto a fare l'odalisca. Sì, l'odalisca. Ho qualche chilo in più. Pazienza. Vorrà dire che anziché fare la danza dei 7 veli, farò quella delle 7 camicie da notte. Oh, insomma, basta. Rivoglio il mio regno di regina della casa. E quello non si conquista stirando cappe da infermiera, ma stropicciando delle lenzuola. Dove e come? Di là, dove vado adesso.
trovato la caffettiera è già qualcosa, ma il caffè sarebbe una vera e propria impresa centrale. Meglio cercare chissà dov'è. Nonno! 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 Non risponde neanche alla terza. Come è possibile? Eppure va solo. Puoi vedere che è sceso giù a comprare o a portare il sacchetto dalla spazzatura. Ma no, è impossibile. Oggi è domenica. E che sia domenica sono ben sicuro perché me ne capita libera una ogni 15. E questa era già da un po' di tempo che l'aspettavo. E non l'avrei cambiato con nessuno perché c'è il derby, c'era la Sampdoria. Ma anche se fosse il giorno feriale, il sacchetto non l'avrebbe portato via. Quello della spazzatura è mia incombenza fissa. Anzi, mi ricordo che fino a qualche anno fa uno spazzino saliva su in casa, si portava via la domenica. Oggi col progresso e pagando la tassa sulla spazzatura, poi che tra l'altro è molto salata, il sacchetto te lo porti giù da solo e lo sbatti dentro quei contenitori con le ruote. Le ruote che ci hanno messo apposta, in previsione di quando ce li dovremo spingere da soli fino al primo inceneritore. Nonno! Non c'è mai. E com'è possibile? Che si sia fatto vedere un accidente? No, proprio oggi che sono in festa io e che c'è il derby. Se è vero, me l'ha fatto apposta. Nonno! Nonno! Non c'è. Sostituisco io. Ho scoperto dove il nonno nasconde il caffè che usa per lui. C'è sempre la cassetta che quel giorno non deve ricevere posta. Me ne sono accorta stamattina. Ma a che ora monti di servizio? Io non monto di servizio, sono in festa. E sei in festa anche tu. Siamo in festa tutti e due. Ma allora cosa ci fai in quella capa da infermiera anche in casa? Ma questa non è una cappa, guardala bene. Lo sai benissimo che io non mi intendo di vestiti femminili. Ma cosa stai cercando? È un apriscatole per aprire il barattolo del caffè. Si vede proprio che come casalinga sei fuori giro. Sono più aggiornato io di te. Dammi qua che ti faccio vedere. Oggigiorno l'apriscatole non serve più. Ora ti spiego. Lo vedi questo anellino? Ci si mette tutto dentro e te. Ora ti faccio vedere. Sollevo un anellino, ci mette tutto dentro e adesso? Visto che più niente si deve prendere a scatola chiusa, sarà meglio tornare agli antichi sistemi. E cercare un apriscatole. Non le riconosci proprio queste cose tu indossa? E queste babbucce di pelo bianco non ti ricordano proprio niente? E come? La tenuta mimetica di quando mi facevano fare le esercitazioni nella neve. Ma guardami bene, non vedi che indossi una vestaglia da camera? Ma perché invece di farmi il caffè cerchi di ubriacarmi con queste domande? Ma insomma, lo sai benissimo che io ho poca memoria. Mi è già difficile ricordarmi di ieri sera. L'unica cosa che mi è rimasta in mente è che oggi sono in festa e che non devo cambiarla con nessuno. Va bene che viviamo all'epoca delle domande a premio, ma... Giusto, e si riesce a ricordare il premio è garantito. E probabilmente piacerà a tutti e due, se saremo ancora capaci di usarlo. Ma dico, sono quasi 3 mesi che riusciamo appena a incontrarci qualche volta in casa. E oggi che si avrebbe un po' di tempo per noi due soli, tu mi esci fuori con queste domande a premio? Beh, almeno la voglia del premio c'è. E se il premio avesse qualche attinenza al fatto che sarebbe meglio discutere di là che di qua? Un vulcano la mia mente diverrà, ma è semplice ricordare. Se oggi siamo nel 73, 25 anni fa eravamo nel 48, anzi io ero sul 49. Che linea, non ne faccio più.
Ma fin quando mi si mettono in moto le rotelle non me ne ferma più nessuno, eh? A proposito del 49, mi ricordo che proprio su quella linea ci siamo conosciuti. Io ero Supertram, davo i biglietti. E io li prendevo. E io continuavo a dare i biglietti. E io continuavo a riprenderli. Senti, ti devo confessare una cosa che riguarda proprio quei tempi e che mi sono sempre tenuta dentro. Allora, vengono a galla adesso le colpe del passato? Quasi. Ti ricordi quella che mi somigliava come una goccia d'acqua? E come? Ebbene, non è mai esistita. Ma cosa dici? La prendevo per te, l'ho presa per te un sacco di volte. Ero sempre io che scendevo davanti per risalire dietro e riprendere il biglietto. Così ti vedevo un'altra volta. Ma non potevi fare l'abbonamento, se tutte avessero fatto come te, oggi l'azienda Trampieri sarebbe tanto ricca da far viaggiare tutti gratis. Ma mica a tutte piacciono i tranvieri, Vabbè, magari un po' meno, però il fascino della divisa colpisce ancora, eh? Adesso smettiamo di rimescolamento del passato e torniamo al presente. Visto che sono smontato dal turno di notte e che ancora non ho preso il caffè, avrei fame. Saresti capace di prepararmi un uovo al tegamino? Non è mica un piatto tanto facile, dovrei impararlo. Ma poi me lo dici dove eravamo 25 anni fa? Ma l'intenzione di ricordarmi ci sarebbe, solo che sono rimasto senza carburante e gli ingranaggi senza di quello non macinano. Dopo il caffè. Dopo le Promesso? uova. Promesso? Parole di tranquillo. Allora ci provo. Le uova so più o meno dove sono. Ho visto che il nonno se le portava di là a camera sua. Ma i tegamini no. Se non mi aiuti a cercarli. Allora, questa è la casa della caccia al tesoro permanente. C'è sempre da cercare, ma mai che arrivi un premio come si deve. Speriamo che almeno oggi. E di chi è questo libro? Proprio come 25 anni fa, quando sei restati soli, proprio come 25 anni fa, proprio come 25 anni fa, Porco Giuda! Ecco perché sei infilata dentro quel sacco bianco. È dello stesso di allora. E qui devo rimediare alla svelta. Certo che è stata una grave dimenticanza da parte mia. Ma quella ha capito. E come lo ha capito che io non avevo la più pallida idea di che giorno è oggi? Però, se riesco a darle da intendere che io sapevo già quello che lei voleva farmi ricordare, invece del premio di consolazione entrerò nella zona medaglie. Le ho trovate! Forse il nonno voleva covare senza perdere troppo tempo. Erano dentro a un cassetto del suo comò, sotto i calzettoni di lana. E i tegamini?